Parte a Treviso il video del colpo nel market di Via Ghirada, l'emergenza arriva in regione, il sindaco e il presidente di ANCI Veneto Conte incontra il presidente Stefani, più militari nelle strade, entro gennaio vertice con Piantedosi. Spaccate e furti continui dunque, gli esercenti esasperati, pronti a manifestare, i trevigiani non hanno dubbi, è importante scendere in piazza e far sentire la nostra voce. Emergenza freddo, vertice in prefettura, individuata a Monigo grazie al parroco la possibilità di un capannone che potrebbe ospitare una quarantina di senza tetto, ma ci sarebbero delle criticità da superare. Alberto Trentini è in Italia, all'atterraggio all'aeroporto di Ciampino, l'abbraccio con mamma Armanda, siamo felicissimi ma ad un prezzo altissimo per sfuggire al clamore, l'ipotesi di qualche giorno da parenti nella Marca trevigiana. Al volante di un furgoncino un 54enne di Borso del Grappa finisce fuori strada e si schianta contro il muro di una casa a Sant'Eulalia, a Cairano scontro tra auto, 77enne estratto dalle lamiere. Ragazzina molestata da un 43enne, la giovanissima che allora aveva 15 anni ha registrato col cellulare le frasi e le avance morbose, a processo è finito un 43enne. Domani pomeriggio a Montebelluna la fiaccolata per chiedere più sicurezza sul lavoro, CGIL, CISL e UIL in piazza in un luogo simbolo, quello della morte del giovanissimo Mattia Battistetti. A Treviso, nella chiesa di San Nicolò, torna il pendolo di Foucault a una affascinante dimostrazione della rotazione della Terra. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Come sempre, prima di incominciare con i servizi vi sottopongo il nostro sondaggio di oggi in vista poi della prima serata di Antena 3 dedicata all'attualità politica, Ring. Parliamo di furti dunque, lo avete sentito anche nei titoli, una raffica di colpi. Serve una manifestazione di piazza, come hanno proposto i commercianti trevigiani? Per rispondere di sì, 0422 1626 691, per rispondere di no 0422 1626 690. Continuate naturalmente a chiamarci e la vostra opinione la vedremo poi commentata nel corso della nostra diretta di prima serata. E allora, come detto, parliamo proprio di furti e spaccate a Treviso con l'emergenza che arriva in regione. Il sindaco Conte ha incontrato questa mattina il presidente del Veneto Alberto Stefani, un vertice c'è in programma entro la fine del mese anche col ministro dell'interno Piantedosi, e mentre la caccia al ladro o ai ladri assume i contorni di una sfida alle forze dell'ordine, il titolare di Tonino Pizza punta a raccogliere 10.000 firme per portare i trevigiani in piazza. Eccolo immortalato dalle telecamere dell'emporio cinese di Via Ghirada, mentre dopo aver infranto la vetrata della porta d'ingresso arraffa i soldi del fondo cassa. È lo stesso ladro che pochi minuti prima, a 300 metri di distanza, ha colpito da Tonino Pizza. Ormai è quasi una sfida tra guardie e ladri, perché mentre gli agenti arrivavano alla pizzeria di Viale Cacciatori, l'uomo con identiche modalità razziava l'altra bottega. Per casa, per soldi, forse quasi 200 euro. Perché alla notte l'1:15 prima della pizzeria, dopo seconda qua. Ed anche qui è la seconda volta negli ultimi mesi, una serie di furti e spaccate ai danni delle attività commerciali di Treviso senza precedenti, con un'emergenza che è arrivata anche in regione. Il sindaco Conte, anche come presidente ANCI, ha incontrato il governatore del Veneto Stefani per organizzare un vertice con il ministro Piantedosi e creare un protocollo per un Veneto più sicuro. Contiamo di farlo entro fine di gennaio, proprio perché l'obiettivo è quello di fare sinergia tra comuni e regione per mettere in campo una strategia coordinata e soprattutto che sia uniforme a livello territoriale, per consentire di incrementare gli organici delle forze dell'ordine. Più agenti e risorse alle forze di polizia, ma anche la presenza dell'esercito. Tra le altre cose, uno dei nostri obiettivi è quello di chiedere la permanenza e possibilmente anche l'incremento della presenza dei militari nelle nostre città. Nel frattempo l'appello a raccogliere firme e scendere in piazza, lanciato da Antonio Amatruda ai commercianti e alla società civile, ha acceso il dibattito con numerose attestazioni di solidarietà. Vediamo le firme che raccogliamo nel giro di qualche mese, 2 mesi, 3 mesi. La mia idea è almeno 10.000 firme e poi andare in piazza. Questa è un'idea.
Adesso ho bisogno della collaborazione dei cittadini trevigiani e dei commercianti trevigiani. Cittadini trevigiani che stanno dalla parte proprio dei commercianti, li abbiamo sentiti e non hanno dubbi, è importante scendere in piazza a far sentire la nostra voce, dicono. Ci sono stati furti e spaccati un po' in tutti i negozi e gli commercianti hanno detto basta, sono esasperati, scendiamo in piazza per manifestare. Secondo lei questo può servire in qualche maniera? Ma certamente può servire un po' per mobilitare un po' la politica affinché magari possa prendere dei provvedimenti inerenti a migliorare un po' la situazione. Sì, certo, va sempre bene. Sì, certo, Treviso è una città molto vivibile e bella e quindi bisogna risolvere questo problema. Guardi Calmaggiore come è messa e quindi insomma ci ha contribuito molto il discorso della delinquenza, ecco, tutto qua. La soluzione a una protesta non lo è mai, ma senza dubbio per sensibilizzare a questo problema che a mio avviso non solo i negozi ma ha colpito tantissime case del centro, la mia compresa per 3 volte, con ingenti danni subiti e nulla di fatto da parte di chi di dovere, per cui secondo me sensibilizzare è importante questa cosa, mi unisco volentieri ai commercianti. Sì, quantomeno si può provare a cercare qualche soluzione. Più si è meglio forse si può provare decisamente. È sempre buono far sentire la propria voce, secondo me. Quindi è giusto comunque manifestare? Secondo me sì. È giusto scendere e ho sentito anche prima che giravo per il mercato, attenzione borseggiatrici perché sono in 2 o 3 persone, cioè è una cosa pazzesca. Non lo so se può risolvere qualcosa, certo che l'unica cosa che possono fare, per cui la facciano. Direi di sì, anche perché soprattutto è triste vedere il centro storico, io abito qua vicino, con i negozi sempre più vuoti, sempre più chiusi e la paura della gente o del commerciante di rimanere aperto. In passato ho avuto anche un'attività commerciale e sì, si ha paura. Non so se si risolverà il problema, ma è giusto farsi sentire. Secondo lei oltre a questo cosa si può fare di più? Le attività commerciali dal punto di vista mia devono essere sostenute. Quindi lei scenderà in piazza insieme a loro? Volentieri, sì, volentieri. Scendere in piazza e far sentire anche la propria amarezza, la propria rabbia può servire? Secondo me no, in realtà, essere onesti, si crea solo una spiacevole situazione anche per tutti gli esercizi attorno. Questi dunque i pareri dei trevigiani, li avete sentiti. Continuiamo a parlare di aggressioni, atteggiamenti persecutori o di disturbo. Sono 3 i provvedimenti che il questore di Treviso, Simone, ha preso a carico di altrettanti soggetti protagonisti di episodi appunto violenti o molesti a Conegliano. Foglio di via da Conegliano per 4 anni per il 23enne di Pieve di Soligo che la mattina del 31 dicembre in città aveva aggredito un autista della MOM in stazione causandogli lesioni guaribili in 5 giorni. Così ha disposto il questore di Treviso Alessandra Simone. Il ragazzo si era scagliato per futili motivi contro l'autista del trasporto pubblico e per quell'episodio era già stato denunciato a piede libero dalla polizia con le accuse di lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità, visto che all'arrivo degli agenti si era dimostrato ben poco collaborativo. Divieto di accesso alle aree urbane, sempre a Conegliano anche per un altro italiano, un 42enne più volte protagonista di episodi di disturbo e molestie, come nel corso dell'evento La Befana porta i doni ai frati al convento dei frati Cappuccini, dove aveva preso di mira anche il sindaco Fabio Chies. Già destinatario di avviso orale, ha ora il divieto di accesso e di stazionamento nelle immediate vicinanze di bar e locali di Conegliano per la durata di 3 anni. Ordine di allontanamento infine per un 30enne di Susegana senza fissa dimora che in via Verdi, evidentemente ubriaco, si era messo nei giorni scorsi a suonare ai campanelli in cerca del proprio telefono cellulare. Torniamo nel capoluogo con l'emergenza freddo perché c'è stato un vertice in prefettura individuata a Monigo grazie al parroco la possibilità di un capannone che potrebbe ospitare una quarantina di senza tetto, ma ci sono ancora delle criticità da superare.
Un capannone messo a disposizione da Don Giuseppe della parrocchia di Sant'Elena Imperatrice di Monigo, una struttura riscaldata che potrebbe ospitare una quarantina di senza tetto. Si tratta di una soluzione all'emergenza freddo di questi giorni, portata dalle associazioni come proposta unica ed immediata all'attenzione della prefettura e dell'amministrazione comunale di Treviso. Fra i nodi da sciogliere la sicurezza del sito e la vigilanza, soprattutto di notte. Previsto nelle prossime ore un sopralluogo da parte dei vigili del fuoco che dovranno accertare l'idoneità della struttura. Se l'ambiente risulta idoneo, allora si può continuare, però trovare personale delle istituzioni per la vigilanza notturna ho capito che è una cosa un po' difficile. Vediamo se riusciamo a fare in proprio cosa, insomma. Il capannone, se fosse agibile, sarebbe subito disponibile, ma ci sono da risolvere prima delle criticità ed una gestione da organizzare. Ci sono delle criticità nella proposta che adesso la prefettura andrà a verificare per capire se è sostenibile, perché sul piano soprattutto della sicurezza noi vogliamo essere certi che sia garantita la sicurezza sia degli ospiti accolti che degli operatori e dei volontari che verranno coinvolti, quindi sicurezza dei cittadini prima di tutto. Non c'è un piano B, spiega il presidente di Hauser Treviso. Abbiamo lanciato appelli e chiesto aiuti, questa è la soluzione che abbiamo trovato. Dobbiamo togliere queste persone dalla strada e dare loro un tetto. Avevamo trovato con molta fatica questa proposta, questa disponibilità del parroco di Monigo, che ringrazio perché dà la disponibilità di questa struttura. Io spero che dal punto di vista della sicurezza i vigili confermino che è agibile, in modo che possiamo andare avanti rispetto a provare a trovare soluzioni per queste persone. Se non dovesse essere agibile, in questo momento non saprei cosa fare e cosa dirvi. Tutte le ipotesi sono aperte, speriamo che arrivi qualcos'altro, che sia possibile trovare qualcos'altro nel territorio. Tutto insomma rimane aperto, le riserve da sciogliere sono diverse. Oltre all'agibilità, la vigilanza notturna e diurna, la questione dell'igiene e delle attrezzature, compresi materassi, coperte ed altro. Intanto le temperature continuano ad essere basse, molti dei senza tetto si stanno ammalando, i volontari girano fra i parcheggi dove bivaccano durante le ore notturne per portare assistenza, ma la situazione è davvero al limite. Ci sarà ora un altro vertice in prefettura ed una riunione tra le associazioni. E dunque vedremo come evolverà questo caso. Intanto andiamo a quello della liberazione del cooperante veneziano Alberto Trentini, atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino, l'abbraccio con mamma Armanda che lo ha a lungo accarezzato, ad accoglierlo la Premier Meloni, il ministro Tajani, poi in auto il ritorno verso un luogo protetto per stare con la famiglia. Sono le 8.35 di martedì 13 gennaio 2026, quando dopo 423 giorni, rinchiuso nel carcere El Rodeo di Caracas, Alberto Trentini, il cooperante veneziano originario dell'isola di Venezia, può rimettere finalmente piede sul suolo italiano. L'abbraccio intenso e la carezza con mamma Armanda, che ha sempre lottato per lui, un passo più indietro ad aspettarlo per accoglierlo la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e il Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il cooperante veneziano ha più volte ringraziato la Premier e l'Italia. Grazie, bene. Sì. Abbracciato mamma. Sì, è stato tanto un pensiero, lo sai. Grazie, Stai scherzando. Grazie. Già poche ore prima, dalla sede dell'ambasciata italiana, con l'ambasciatore italiano a Caracas, il veronese Giovanni Umberto De Vito, che ha sempre seguito il caso, aveva detto: sono libera e desidero ringraziare il Presidente del Consiglio, il governo italiano, il Ministro degli Esteri Tajani, il corpo diplomatico che si è attivato e che ha portato a termine la liberazione mia e di Mario. Sono in partenza per l'Italia molto presto, non vedo l'ora di riabbracciare la mia famiglia.
Armanda Corus è emozionata e profondamente commossa appena arrivata la sera prima del tanto atteso e sognato incontro con il figlio. Con la voce rotta dall'emozione aveva confidato: io ho difficoltà ad esprimermi perché la gioia è immensa per quello, per la notizia di stanotte, e potete immaginare. All'uscita dall'aeroporto di Ciampino nessuna dichiarazione però per Alberto Trentini, mentre ha parlato a lungo il suo compagno di cella Mario Burlò. La famiglia Trentini ha preferito invece affidare il suo pensiero in una lettera letta dall'avvocata Alessandra Barierini. Siamo felicissimi, ma la nostra felicità ha un prezzo altissimo. Non si possono cancellare le sofferenze di questi interminabili 423 giorni. Ora vi chiediamo di rispettare il nostro desiderio di stare un po' raccolti, lontani dal clamore di queste giornate, per affrontare con tranquillità ed entusiasmo il futuro di libertà che ci attende. Quindi la partenza di Alberto Armanda in auto verso una località tenuta riservata, che potrebbe anche non essere subito casa e quindi Lido di Venezia, ma in altra residenza, per riannodare i fili di una vita sospesa. Forse il luogo scelto potrebbe essere anche il Trevigiano. Da parenti alla finestra di casa Trentini si è affacciato nel pomeriggio Papà Ezio. Comunque il Lido lo aspetta per suonare ancora le campane. E allora ci sono ulteriori aggiornamenti, perché verso le 18:45 mamma Armanda ha fatto rientro a casa Lido dal marito. È arrivata scortata dagli agenti della Digos. Davanti a casa già l'aspettavano due gazzelle dei carabinieri. L'abitazione, lo potete immaginare, naturalmente c'erano diversi colleghi giornalisti davanti che presidiavano un po' il luogo per il rientro della mamma, ma la signora Armanda non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Prima di rientrare a casa ha incontrato in questura il questore di Venezia, insediato proprio ieri, Antonio Sbordone, a cui naturalmente ha manifestato, sia a lui, riferiscono le agenzie, ma anche agli agenti che poi l'hanno accompagnata prima in motoscafo, poi in auto a casa, ha naturalmente manifestato la sua grande gioia per la liberazione di Alberto Trentini. Noi andiamo avanti con la cronaca. Allora andiamo sulle strade, partiamo dal grave incidente che si è verificato nel primo pomeriggio in via Cadore a Caerano San Marco, uno schianto che ha coinvolto due auto, una delle quali è finita in un fossato. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco di Montebelluna, che giunti sul posto attraverso l'utilizzo di divaricatori hanno estratto l'automobilista della vettura nel fossato, un 77enne, poi soccorso dai sanitari del SUEM. Le indagini sulla dinamica dello scontro tra le due vetture sono ora al vaglio dei carabinieri. Ed è ricoverato in gravi condizioni un altro conducente. Si tratta di un 54enne che questa mattina era al volante di un furgoncino a Borso del Grappa. Siamo a Sant'Eulalia. L'uomo del posto è ricoverato, come detto, in condizioni molto serie. Ha riportato diversi traumi un cinquantenne alla guida di un furgoncino uscito di strada all'altezza del semaforo di Sant'Eulalia a Borso del Grappa. L'uomo stava percorrendo la strada provinciale 26 in direzione Bassano quando, per cause al vaglio dei carabinieri, ha perso il controllo del veicolo andando a impattare violentemente contro un edificio in disuso nella centrale piazza Garibaldi. Per la dinamica dell'incidente, per lo schiacciamento del vano motore e dell'abitacolo è stato necessario l'intervento di più mezzi. Sul posto sono arrivate l'automedica e l'ambulanza di Pedemontana Emergenza con medico e infermieri, assieme anche all'elisoccorso di Treviso per il successivo trasporto del ferito al Cafoncello. Il conducente era rimasto incastrato nell'abitacolo ed è stato estratto grazie all'intervento delle squadre dei vigili del fuoco arrivate con 3 mezzi dal distaccamento di Castelfranco Veneto e da Bassano del Grappa. Per i rilievi e per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri. Il comune di Borso del Grappa ha provveduto a transenare l'area dell'edificio colpito dalla vettura per mettere in sicurezza la zona e in attesa di ulteriori verifiche sulla staticità.
Andiamo alla cronaca giudiziaria adesso e al dramma che si era consumato a Cimadolmo. Era salito sul cofano della macchina per una bravata, poi il tragico epilogo: il giovane cadendo era stato investito dalla macchina stessa guidata dal cugino. L'incidente il 20 gennaio del 2024 nei pressi del campo sportivo. La vittima, il 18enne Lorenzo Petrusci, dopo l'incidente era stato trasportato all'ospedale di Treviso, dove aveva lottato tra la vita e la morte per 9 giorni. Ora è iniziato il processo a carico dell'automobilista, il cugino 21enne accusato di omicidio stradale. Da quel giorno il giovane non si è più ripreso, va quasi tutti i giorni al cimitero, dicono gli amici. Una tragica fatalità, un gioco, forse per postare qualche video sui social, costato la vita al ragazzo di 18 anni e che rischia ora di costare caro anche al 21enne alla guida, come detto, della macchina. Ancora la giudiziaria con la vicenda di una ragazzina molestata da un 43enne. La giovanissima aveva all'epoca 15 anni, ha registrato con il cellulare le frasi e le avance morbose e a processo è finito appunto l'uomo di 43 anni. Mamma e figlia in difficoltà erano state ospitate per un periodo a Possagno da un'amica della donna. Nella stessa abitazione abitava anche un 43enne. L'uomo aveva iniziato subito a mostrare attenzioni verso la giovanissima, che allora aveva 15 anni. I fatti sono accaduti nel 2022, dai complimenti spinti alle molestie vere e proprie, fino a quando la minorenne aveva deciso di registrare con il suo cellulare i continui abusi arrivati alle richieste di atti sessuali. Poi aveva mostrato tutto alla mamma. Immediata la denuncia ai carabinieri. Il 43enne di origine romena è stato accusato di violenza sessuale su minore e atti sessuali con minorenni. Per l'uomo è iniziato ora il processo. La giovanissima, in fase di indagine, aveva ripetuto ai carabinieri tutte le accuse e aveva riconosciuto il suo molestatore attraverso alcune foto segnaletiche dell'uomo, che risulta essere un pregiudicato. Il gravissimo infortunio sul lavoro era avvenuto all'Agrifung di Musano di Trevignano il 15 aprile del 2019. La vittima Renzo Donà, 42enne autotrasportatore di Quinto, investito mortalmente da un muletto. A distanza di quasi 7 anni è stata disposta una perizia cinematica che possa chiarire la dinamica esatta dell'incidente, da accertare soprattutto se il guidatore del muletto fosse o meno nelle condizioni di accorgersi della presenza dell'operaio che si trovava proprio dietro di lui. La procura contesta all'imputato di aver manovrato il muletto a una velocità eccessiva e di non essersi avvalso degli specchietti retrovisori che gli avrebbero permesso di vedere la vittima. Fin qui appunto la cronaca che arriva dal Tribunale, ma abbiamo con questa notizia aperto la pagina legata agli infortuni sul lavoro, alle tragedie sul lavoro. Allora, proprio per prevenirle, in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e personale in nero, andiamo a sentire i numeri del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri, che ha stilato il bilancio del 2025 e non solo. 67 lavoratori in nero, 53 aziende sospese, oltre 200 infrazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sanzioni per circa 1.700.000 euro. È il bilancio 2025 del NIL, il Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri, che nell'anno appena trascorso ha ispezionato oltre 200 realtà produttive, verificando la posizione lavorativa di 750 dipendenti, sebbene di questi quasi un decimo sia poi risultato in nero. In calo le inadempienze in materia di sicurezza, ma la guardia rimane comunque alta, come nel caso del cantiere edile in comune di Vittorio Veneto, la cui attività è stata sospesa per la totale mancanza del piano operativo di sicurezza. Stop anche a un salone di barbiere etnico di Treviso, dove uno straniero lavorava senza regolare contratto e senza documento di valutazione rischi. Stessa sorte per la presenza di una lavoratrice in nero per un bar di Maser. Ma controlli a tappeto hanno riguardato anche il settore agricolo e anche in questo ambito sono emerse numerose violazioni anche in termini di formazione dei lavoratori e sorveglianza sanitaria nei loro confronti. E domani pomeriggio a Montebelluna alle 17 fiaccolata per chiedere più sicurezza sui posti di lavoro. CGIL e CISL e UIL in forma unitaria in piazza in un luogo simbolo, quello della morte del giovane Mattia Battistetti, per dire basta alle vittime sul lavoro.
Fiaccole accese per chiedere più sicurezza sul lavoro. In Veneto dall'inizio dell'anno si contano già 4 vittime. A Montebelluna CGIL, CISL e UIL hanno promosso una fiaccolata dedicata alla sicurezza, partenza da Piazza Duomo e arrivo in Piazza d'Armi, dove interverranno i segretari generali. Una scelta non casuale. Proprio qui nel 2021 perse la vita il 23enne Mattia Battistetti, schiacciato da un carico di 15 quintali precipitato da una gru in un cantiere. Una morte che resta il simbolo di una strage silenziosa che continua. La nostra proposta è quella di partire con un nuovo patto per la sicurezza che coinvolga tutti, istituzioni, organizzazioni sindacali, organizzazioni datoriali, per far sì che tutti assieme lavoriamo per creare nuovi ambienti di lavoro molto più partecipati da parte dei lavoratori, affinché ci sia quella salute e quella sicurezza che dobbiamo per forza garantire a tutti i lavoratori. I numeri restano allarmanti. In provincia di Treviso nei primi 10 mesi del 2025 sono stati denunciati oltre 10.800 infortuni sul lavoro con 13 vittime mortali, un dato in aumento rispetto all'anno precedente con una crescita significativa tra i lavoratori over 60. Perché sono la fascia fisicamente più debole e sono la fascia che oggi in questo modo rappresenta la maggior parte dei lavoratori presenti, che ha più presenza all'interno delle aziende in questa provincia. Morti e feriti. Per i sindacati non si tratta di fatalità ma di responsabilità precise. Servono più controlli, prevenzione e tutele perché non si deve morire lavorando, mentre si avvicina l'ultima udienza del processo per la morte di Mattia Battistetti il 22 gennaio a Treviso, dove alcune organizzazioni sindacali si sono costituite parte civile nel processo. Sì, il 22 ci sarà la sentenza, capiremo bene come finirà quel percorso. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Di nuovo in studio con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali, un nuovo approccio per curare i pazienti, guardare alle nuove tecnologie senza perdere di vista la metodologia dove al centro c'è proprio la persona. L'ULS della marca trevigiana ha raccolto in un volume la discussione dei casi clinici più significativi affrontati con questo nuovo approccio. Una neomamma di 28 anni con un tumore alla cervice uterina. Un caso complicato, a rischio c'era la vita della donna e del piccolo, ma grazie ad un'equipe di medici, utilizzando tecnologia e metodologia clinica, la paziente ed il suo piccolo sono stati salvati. Questo è solo uno dei casi che si sono trovati ad affrontare i sanitari dell'ULS 2 e che è stato inserito in un volume che sarà consegnato agli specializzandi e a tutti i medici di medicina generale. Un'analisi dei casi più significativi dove al centro rimane il metodo clinico. È una metodologia che significa prima valutare la persona dal punto di vista proprio clinico, complessivo, dall'anamnesi all'auscultazione, quello che serve, e poi fare una diagnosi aiutandosi ovviamente con le nuove tecnologie. Ma è importante partire da questo, cioè partire dall'uomo e poi arrivare, grazie alle tecnologie, a creare e fare una diagnosi che possa ovviamente essere la più puntuale possibile. Visitare e fare squadra, questo è fondamentale, spiega Benazzi. Bisogna evitare di tempestare il paziente di una serie di esami diagnostici senza prima aver valutato qual è l'indirizzo vero da ricercare. 15 casi raccolti nel volume, fra questi uno emblematico, la maxi emergenza legata al pullman precipitato dal cavalcavia di Mestre il 22 maggio 2024. 6 i feriti erano stati portati a Treviso. Sono stati coinvolti il pronto soccorso, le rianimazioni, le diagnostiche, la pediatria. Sono pazienti, avevamo 2 tipi di difficoltà, un po' erano pazienti molto gravi, e poi la gran parte di loro era anche stranieri. Fra i pazienti anche 2 bambini supportati da un team di professionisti, una squadra che ha operato da un punto di vista medico e psicologico. Non solo, altro caso che ha impegnato i medici chirurghi è un paziente con neoplasie del colon retto con metastasi epatiche multiple. Questo paziente è stato trattato grazie alle competenze che sono presenti in questo ospedale in maniera quindi multidisciplinare, trattato con un unico intervento che ci ha consentito di asportare il tumore primitivo, quindi la causa principale della malattia, ma anche tutte le metastasi, quindi le localizzazioni neoplastiche all'interno del fegato. Unico intervento.
Quindi un unico approccio, l'approccio poi con tecnica mini-invasiva, quindi con approccio laparoscopico, che ci ha consentito di asportare la neoplasia del retto e pulire radicalmente il fegato. Tecnologia di altissimo livello con il supporto di medici specialisti. Questo testo, ha concluso Benazzi, non è un punto di arrivo ma una base concreta per una medicina umana e consapevole. Voltiamo pagina a Treviso, nella chiesa di San Nicolò torna il pendolo di Foucault, una affascinante dimostrazione della rotazione terrestre. Venite a vedere girare la Terra. Studenti, curiosi e studiosi si sono ritrovati a Treviso nella chiesa di San Nicolò, dove il pendolo di Foucault è tornato ad oscillare per una dimostrazione pubblica aperta alla città. Il pendolo di Foucault sostanzialmente sfrutta il primo principio della dinamica. Tutti i corpi mantengono lo stato di quiete e di moto che hanno all'infinito, quindi la direzione del piano di oscillazione del pendolo non può cambiare. Noi invece, facendo l'esperimento, vediamo che cambia. Dimostrando sostanzialmente che la Terra gira. A Treviso l'esperimento affonda le sue radici nel passato, pochi anni dopo la celebre dimostrazione di Foucault nel 1851 a Parigi. Monsignor Pilotto ripropose nel 1912 il pendolo nella chiesa di San Nicolò, portando nella città una delle più importanti prove scientifiche della rotazione terrestre. Noi abbiamo ritrovato il peso che lui ha usato all'epoca e l'abbiamo però appeso nella parte centrale della chiesa a un'altezza di ben 28 metri, mentre prima era appeso a 14 metri. Sotto il pendolo è stata posizionata una rosa dei venti sul pavimento, un dettaglio studiato per evidenziare visivamente il lento spostamento del piano di oscillazione e rendere così ancora più chiara la dimostrazione della rotazione terrestre. Con la rosa dei venti si vede la variazione della direzione del piano di oscillazione del pendolo, che è un'illusione perché chi ruota è la rosa dei venti, non è il piano di oscillazione del pendolo. E ora invece andiamo alle notizie dal Bellunese. Il caso del vigilante morto nel cantiere olimpico, c'è un primo indagato, il datore di lavoro, e l'ipotesi di reato è quella di omicidio colposo. Frattanto monta la protesta dei sindacati di categoria CGIL, CISL, UIL, che per lunedì prossimo annunciano un presidio a Cortina. Lunedì 19 dalle 10:30 in poi i sindacati di categoria unitari, quindi Filcams, CGIL, Fisascat e Wiltux di Belluno, organizzano questo presidio appunto in riferimento anche al decesso purtroppo che è avvenuto qualche giorno fa del lavoratore impiegato nei servizi fiduciari degli appalti olimpici. La mobilitazione è scattata ed è unitaria. I sindacati di categoria di CGIL, CISL e UIL lunedì prossimo a Cortina presidieranno il cantiere dello Stadio Olimpico, dove lo scorso 8 gennaio in piena notte è morto Pietro Zantonini, il vigilante di 55 anni originario di Brindisi. Deve essere fatta chiarezza su quanto accaduto e sulle eventuali responsabilità di questa ennesima tragica morte sul lavoro. Le prime risultanze dell'autopsia potranno dare indicazioni utili, ma il faro è puntato sul settore della vigilanza privata, dove si continua a lavorare spesso in condizioni critiche, con turnazioni esasperate, in condizioni ambientali non agevoli e spesso senza dotazioni strumentali adeguate ai servizi richiesti. Torniamo a sottolineare il tema che è quello della salute e della sicurezza dei lavoratori che lavorano negli appalti, soprattutto negli appalti olimpici, e che fanno servizi come quelli fiduciari, comunque che ruotano attorno all'evento olimpico, e appunto vogliamo porre l'attenzione sul tema salute e sicurezza. Dalla CGIL del Veneto si sottolinea come Pietro Zantonini fosse impiegato in una subappalto, con turni e modalità lavorative che dovranno essere verificate dagli organi che stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari. Nelle scorse ore nel registro degli indagati è stato iscritto il datore di lavoro, cioè il legale rappresentante della Security and Bodyguard di Milano. Il settore della vigilanza, come nel caso, è un settore molto particolare, un settore che rappresenta anche delle problematiche particolari. Sono lavoratori che svolgono servizi molto lunghi, di 12 ore, che molto spesso saltano i riposi, che lavorano in condizioni precarie come quelle meteo per esempio, ma che molto spesso anche hanno delle attrezzature che non sono adeguate e consone al servizio che devono svolgere. È chiaro che se non si pone l'attenzione sul tema di salute e sicurezza, il tema è fondamentale, conseguentemente non può essere secondario rispetto
rispetto ad altri temi come quelli del profitto o temi che riguardano lo stesso evento olimpico che deve essere comunque portato a termine. Il presidio unitario di lunedì prossimo a Cortina servirà a sensibilizzare lavoratori e imprese rispetto a quanto accaduto e a porre l'attenzione sul settore della vigilanza, che continua ad avere situazioni complicate e complesse che devono essere risolte. Dal punto di vista delle imprese e anche dal punto di vista normativo, per adeguare quello che è un settore che nel corso degli anni è cambiato moltissimo. E salvo nuovi rinvii si svolgerà domani l'autopsia sulla salma di Pietro Zantonini. Sarà l'anatomopatologo padovano Andrea Porzionato ad eseguire l'autopsia sulla salma del vigilante di 55 anni, morto giovedì notte nel gelo del cantiere dello Stadio Olimpico del Ghiaccio di Cortina. Per gli esiti degli accertamenti medico-legali si dovranno aspettare da prassi 90 giorni, ma già nelle prossime ore la causa principale del decesso sarà nota. La tragedia da giorni scuote le coscienze e anche la politica ha deciso di fare la propria parte. Lo chiede il consigliere regionale Flavio Baldan del Movimento 5 Stelle. Quello che è successo a Cortina ci ha colpito particolarmente. È la terza morta bianca dall'inizio dell'anno, ma si è verificata in condizioni che non hanno senso. Adesso chiederemo alla Regione uno sforzo di chiarezza su quello che è successo, per le temperature, per tutto questo, ma per quella che era la condizione lavorativa e per quello che saranno poi anche le spese che la famiglia sosterrà sia dal punto di vista legale sia dal punto di vista del rimpatrio della salma. Non ci si può limitare a dire, come ha fatto Simico in burocratese, che la competenza non era la loro, spiega Baldan, che parla di responsabilità politica e di vicinanza umana che hanno logiche ben più ampie delle carte bollate. Il Veneto deve dare una risposta su questo. Noi siamo una regione importante, non possiamo accettare che dal lato lavorativo succedano cose di questo genere, siano Olimpiadi o non Olimpiadi, a maggior ragione adesso che siamo in uno scenario internazionale importante dove siamo sotto i riflettori. Cose di questo tipo non possono accadere. Le richieste del consigliere Baldan sono contenute in un'interrogazione urgente rivolta alla Giunta regionale e alla Regione si chiede una presa in carico del caso ad ampio respiro. Sarebbe un bel segnale per il Veneto, per la Regione e per tutti noi. Ovviamente staremo attenti anche come movimento, se qualora non dovessimo essere soddisfatti dalla risposta di Regione Veneto attraverso Simico ovviamente, ci faremo anche noi sentire come movimento e vedere se possiamo fare qualcosa, perché ripeto è una pagina che in qualche modo disonora tutta la nostra regione e noi non la meritiamo. Ancora cronaca, divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico nei confronti di un bellunese di 54 anni che venerdì mattina è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile mentre appostato sotto l'abitazione dell'ex compagna reiterava atti persecutori che andavano avanti dallo scorso settembre. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori avrebbe tempestato la donna di chiamate e messaggi arrivando a farle la posta quotidianamente sotto casa, una situazione che ha generato ansia, stato di paura, ha costretto la donna a cambiare numero di telefono, a modificare le proprie abitudini di vita. È tutto per questa edizione, a me non rimane che ringraziarvi, lasciarvi alle previsioni del tempo e augurarvi una buona serata. Arrivederci.